garantiscono molto, anzi pubblicano l'annuncio come immobile garantito citando la FIMA Milano, FIMA Torino, e poi non era garantito per niente. E anche su questo mi piacerebbe tanto sapere che cosa significa immobile garantito e se c'è una qualche veridicità con questa citazione. Ma le è successo qualcosa di specifico, Lella, o è un commento così? No, mi è successo di specifico, cioè il motivo principale della chiamata era un altro, altrettanto importante, ma adesso sentendo gli altri ascoltatori Quindi ha bisogno della consulenza del nostro notaio? Certo. Dica. Allora, si tratta di questo. Avevo una prima casa in un altro comune. Avevo acquistato una seconda casa in un altro comune e ho venduto la prima casa, mi sono trasferita nella seconda casa che è diventata abitazione principale, unica proprietà e ho spostato la residenza, quindi. Era una piccola seconda casa che ho usato come appoggio temporaneo in attesa di trovare una prima casa da comprare in cui stabilirmi definitivamente. Nel momento in cui ho trovato questa ipotetica prima casa, ho scoperto che non posso beneficiare dell'acquisto di prima casa anche se ho questa unica proprietà, perché l'avevo acquistata come seconda casa e quindi sono soggetta ad una tassazione del 9 anziché del 2. Allora Lella, aspetti lì, ci ragioniamo un attimo perché è tardissimo, devo andare alla borsa, prepara tutta la sua consulenza, il notaio Roveda per lei, fermatevi tutti lì, torniamo tra pochissimo. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Allora, stiamo parlando di casa questa mattina, stiamo provando a formulare tutti i passaggi che ci portano dall'individuazione della casa che ci piace, che vorremmo acquistare, all'atto di compravendita finale. Poi naturalmente abbiamo aperto tutta una serie di parentesi e bivi, grazie anche alle testimonianze dei nostri ascoltatori. Con noi stamattina c'è il notaio Arrigo Roveda, presidente del Consiglio Notarile di Milano e notaio naturalmente sa quante telefonate stanno arrivando da parte degli agenti immobiliari, perché naturalmente si coglie sempre tutto l'aspetto negativo di quello che diciamo. Abbiamo sentito un ascoltatore che ci ha raccontato di un caso problematico con un agente immobiliare e tutti si sentono presi di mira. Detto questo, in realtà sappiamo benissimo, adesso lo ascolteremo uno, ma perché cioè, è come per tutte le categorie, si parla di una cosa e si ascolta sempre l'aspetto insomma un pochino in chiaroscuro delle considerazioni generali che facciamo. È un mondo popolato di professionisti assolutamente eccellenti. Io stessa, lo dico, una delle mie migliori amiche da più di 25 anni è un agente immobiliare che adoro, che so che lavora con grande serietà. Detto questo, non è che faccio di tutta l'erba un fascio, anche fra i giornalisti ce ne sono appunto di bravi, meno bravi, più o meno corretti, per cui non sentitevi offesi. Abbiamo sentito il caso di un ascoltatore che ha avuto un problema e detto ciò abbiamo provato a capire con notaio Roveda quanto l'agente immobiliare può ostacolarci nella presa di visione preventiva dei documenti che ci servono per avere un'idea anche di quello che spenderemo, notaio. Che mi pare no, ma non è questione di ostacolare o non ostacolare tanto i documenti, è questione di mettere a disposizione magari con un po' più di anticipo i documenti per poter fare delle scelte consapevoli. Tra l'altro devo dire anche che la professionalità degli agenti immobiliari secondo me negli ultimi anni è decisamente cresciuta, c'è una categoria che... anche in virtù proprio delle difficoltà che il mercato immobiliare ha vissuto e della selezione. Ecco, appunto. Dario da Roma, ci credo o no che siamo in buona fede, che nessuno vi vuol prendere di mira? Ah sì, buongiorno. No, ma non è questione, nessun dubbio sulla buona fede e in generale sull'utilità della vostra trasmissione, soprattutto parte denari, diciamo, perché parlate spesso di casa e il tema è tanto caro agli italiani. È caldo e attualissimo, anche perché insomma la crisi molto lentamente... Certo. Poi lo sappiamo bene, Dario, che pure voi vi confrontate con persone che non si sa mai quello che vogliono,
No, ma per carità, ma il nostro lavoro è faticoso soprattutto per quello, dal nostro punto di vista, perché mettiamo insieme il lato venditore e il lato acquirente. Infatti. Per cui dobbiamo essere mediatori proprio nel senso di conciliare esigenze che nascono come opposte certo. e poi devono arrivare a un obiettivo comune. Trattative la vera fatica è quella, intendo, per cui è un lavoro delicato, abbiamo delle responsabilità su vari livelli che possono sfociare anche su questioni civili e penali, come sappiamo, nel senso che trattiamo una materia, trattiamo compravendite di beni che hanno valori molto consistenti per le famiglie che risparmiano con fatica. Dario, grazie mille, ci tenevo a dare la parola appunto per precisare che qua nessuno dà contro a nessuno. Notaio Roveda, allora, acquisto una casa, andiamo alla stipula del preliminare della compravendita. Che cos'è esattamente? Quanto ci impegna questo passaggio? Diciamo che è il momento centrale, perché al momento del preliminare si stabiliscono tutti gli impegni e si assumono gli obblighi, ed è il momento decisivo, perché poi a rogito, se nel preliminare sono presi degli impegni che non si possono rispettare o non si sono fatti prendere degli impegni che sono invece importanti, c'è poco da fare. Quindi è il momento in cui si decidono le sorti dell'acquisto, ed è molto importante affidarsi fin da subito a qualcuno che protegga il nostro investimento in questo momento. Tra l'altro il preliminare, se fatto per atto di notaio, può essere trascritto, il che vuol dire che prenota gli effetti della compravendita, facendo in modo che ipoteche che sopraggiungono, pignoramenti che sopraggiungono, doppie vendite, perché purtroppo c'è anche qualche venditore truffaldino, o dissesti economici dell'impresa che sta vendendo, sono inopponibili, e quindi si anticipa la protezione. È un momento di fondamentale importanza. Il preliminare di vendita o di compravendita non è il compromesso? Il compromesso è l'espressione volgare di preliminare di vendita, è l'espressione gergale. Diciamo che sono tre i momenti in cui si firma per comprare una casa. In cui l'operazione parte. Quando si firma la proposta di acquisto e si consegna all'agente immobiliare, già quello è un momento importante, perché una volta che la proposta è accettata l'impegno è preso. Nel preliminare si va nel dettaglio della trattativa, si dice se la scheda catastale deve essere rifatta, se deve essere presentata qualche domanda di concessione sanatoria. Si possono definire già delle condizioni da entrambe le parti. Certo, e fanno prendere degli impegni che devono essere eseguiti entro il rogito, estinguere il mutuo precedente. E a rogito invece il momento finale è quello che determina il trasferimento della proprietà, quello che corona il sogno dell'acquisto. Esatto. Senta, in fase di registrazione del contratto preliminare devono essere pagate determinate imposte, è corretto? Sì, c'è un'imposta fissa che si perde, che sono 200 euro più qualche accessorio di bollo, e ci sono delle imposte proporzionali, il 0,5% sulle somme date a caparra e 3% sulle somme date ad acconto prezzo. Sono tutte a carico dell'acquirente queste? Sono di norma a carico dell'acquirente, di prassi, ma è una prassi così consolidata che possiamo dire che sono a carico dell'acquirente e sono recuperabili dall'imposta dovuta in sede di rogito. Chiarissimo. Attenzione che quando si danno tanti acconti prezzo, che scontano il 3%, si rischia di andare oltre alla somma dovuta al rogito, che invece è il 2% sulla rendita catastale, non sul prezzo. Quindi se non si sta attenti si rischia di pagare al preliminare delle somme che poi non possono essere recuperate. Senta, cosa succede nel caso in cui una delle due parti non rispetti gli impegni previsti dal preliminare? Quindi cominciamo subito a valutare gli intoppi possibili di questo processo di compravendita. Innanzitutto bisogna verificare se siano state previste delle somme a caparra confermatoria. Caparra confermatoria, se l'acquirente è inadempiente, la perde. Se il venditore è inadempiente, deve restituire il doppio. Ma l'acquirente ha anche la facoltà di non chiedere il doppio a caparra confermatoria, ma di insistere per l'esecuzione, quindi chiedere al giudice che in esecuzione preliminare trasferisca la proprietà del bene che era stato promesso in vendita. Che cosa ci perde l'acquirente, appunto, nel caso in cui salti una trattativa in questo momento? Perde le somme date a caparra confermatoria
Non può recuperarli in alcun modo. Non può recuperare, anzi rischia di perdere di più nel caso in cui il venditore provi di aver ricevuto un danno non coperto dalla caparra. Senta, notaio, secondo la sua esperienza, in genere le trattative saltano più per colpa del possibile acquirente o del venditore? Una volta che il contratto so preliminare... che non le piacciono le statistiche, però... No, ma una volta che il contratto preliminare è firmato ed è fatto bene, di trattative ne saltano veramente poche. Il tasso di conflittualità sugli acquisti immobiliari in Italia è bassissimo. Davvero? Qui, sì, stiamo parlando dello 0,012%, quindi è un mercato che funziona. Sì, meno male, insomma. Allora, 800 24 0024, il numero verde per le vostre domande. Fabio da Vicenza ci chiedeva, notaio Roveda, adesso sentiamo anche Lorenzo da Roma che sta aspettando da un pochino. Fabio vuole acquistare un appartamento, intestarlo a suo figlio che al momento è minorenne, anche se ha 17 anni, quindi ancora per poco. Proprio come sua futura abitazione, cosa può fare per pagare meno tasse possibili, ma naturalmente rispettando le leggi vigenti? Questo lo diamo per assodato, questo passaggio. Non è qua, le tasse sono quelle stabilite dalla legge. Immagino che il 17enne del figlio non conta nulla. No, immagino che il 17enne non abbia altre case e che quindi questa operazione sia fatta per consentire di acquistare con le agevolazioni del prima casa. Se la intesta direttamente a lui anche se non la abita, questo ragazzo può fare un acquisto con il regime della prima casa? Può fare un acquisto della prima casa purché acquisti nel comune dove risiede. Fabio peraltro sta facendo la domanda a una persona che è molto nemica delle intestazioni ai minori. Ah, perché sono notaio? Tanto carini questi ragazzi di 16-17 anni, ma non hanno consapevolezza di questo impegno che la famiglia si assume per loro. E magari poi crescendo non corrispondono alle nostre aspettative. Esatto. E quindi mettere tanti soldi, quindi fare un investimento importante affidandolo a una persona che non è ancora perfettamente matura, può non essere una buona idea. Fabio, lo mandi a studiare all'estero, va alla casa, ci pensiamo dopo. Lo sa che non abbiamo risposto a Lella da Genova? Si ricorda il caso dell'ascoltatrice mi ricordo perfettamente precedente? Il caso delle 3 case. Mi sembra di aver capito che Lella avesse una casa in un comune. Era una prima casa. L'abbia venduta per comprare una casa di passaggio nel comune dove definitivamente si è trasferita. Che è stata momentaneamente una seconda casa, ma secondo lei è diventata subito una prima casa? E probabilmente poi ha venduto entro l'anno dall'acquisto la sua prima casa. Questo è il passaggio chiave. E quindi è potuta diventare la prima casa. A quel punto è andata a comprare la terza casa nello stesso comune. Per avere le agevolazioni bisogna dichiarare di non avere case di abitazione nello stesso comune dove si compra. Evidentemente lei, avendo già questa casa ponte, comprando la terza non ha potuto avere le agevolazioni. Quindi nessuno l'ha in qualche maniera così trattata in maniera non corretta. La fiscalità funziona in questo modo? Mi pare di capire che tutto corrisponda al sistema fiscale. Benissimo. Tra l'altro Fabio ci ringrazia per il suggerimento che abbiamo dato di non intestare la casa a suo figlio. Magari il figlio di Fabio ci ringrazierà di meno. Esatto, infatti, chissà, magari non anche ha sentito la trasmissione. Peraltro, a proposito di trasmissione, si sbraccia Carmelo, dobbiamo sentire il traffico, ma ricordo per tutti coloro che amano le nostre faccine che siamo anche in diretta Facebook, per cui salutiamo i nostri amici che possono seguirci appunto live sulle social network. C'è il traffico, a tra poco. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta Cuore e Denari. Ci state scrivendo e telefonando in tanti, però noi sappiate che anche se non riusciremo mai a rispondere a tutti, la trasmissione termina fra 7 minuti circa, ma tutto il mondo dei notai d'Italia è sempre a nostra totale disposizione per rispondere in privato ai vostri quesiti. Notaio Roveda se la ride, ma in realtà anche lui ci aiuta tantissimo in privato, insieme a Piercarlo Mattea e tanti altri appunto in Italia, proprio questo per dirvi quanto siano disponibili, non sono sempre così pronti invece a farvi firmare l'assegno appunto per la loro parcella. Allora, la casa dei nostri sogni, la compriamo, non la compriamo, tutti i passaggi da espletare per poter portare a termine questa operazione. Peraltro, notaio Roveda, ci rifà proprio l'ABC delle tasse più importanti che l'acquirente paga sull'acquisto della sua prima casa, proprio le 3 principali, ricordiamole quali sono.
quelle che devono essere versate contestualmente il rogito, quindi per ricordare e ribadire che quello che si versa quel giorno non è tutta la vostra parcella, ma sono tutte tasse per lo Stato. Parliamo del caso in cui compri un privato. Sì. Il privato andiamo al più semplice. Paga un'imposta di registro se compra da privato o paga l'IVA se compra da una società costruttrice. L'imposta di registro per la prima casa è il 2% sulla rendita catastale moltiplicata per 115,5. Ok. La tassa di registro sulla seconda casa è il 9% sulla rendita catastale moltiplicata per 126. L'IVA è un altro discorso e non si paga al notaio. Ci sono poi delle imposte fisse. Nel caso dell'IVA sono 3 imposte fisse da 200 euro. Nel caso invece di acquisto da privato ci sono 2 imposte fisse da 50 euro e sono le imposte ipotecarie catastali, cioè quelle che si pagano per la trascrizione e quelle che si pagano per la voltura. Poi ci sono una serie di bolli. Ecco, a me piacerebbe che il legislatore facesse un'imposta unica, e ci vuole veramente poco. Esatto, infatti. E facesse una sola imposta per i trasferimenti immobiliari. E speriamo che ci stiano ad ascoltare. Insomma, tra l'altro c'è tutto anche questa bagarre che adesso lei avrà seguito sulla legge sulla concorrenza, generalmente lo strumento giusto per mettere dentro anche questi provvedimenti, ma non la portano mai a casa questa legge. Detto questo, non è questa la trasmissione appunto per parlarne. Lorenzo da Roma, siamo da lei finalmente, benvenuto. Vi ho ascoltato via telefono, comunque ringrazio per i consigli in generale perché sono tutti utili. Allora, il mio caso è questo: 11 anni fa ho trovato una bella seconda casa in montagna a un prezzo molto conveniente. Ho detto che bello, andiamo a vedere, faccio tutte le proposte, arriviamo al preliminare con un notaio che non conoscevo perché non era della mia zona. Il notaio al momento del preliminare dice: benissimo, va tutto bene, però comprerete solo il 67% di questo immobile, perché chi vende ha solo il 67%. Ma pensi un po'. Però intanto lei il preliminare l'aveva fatto, Lorenzo? No, ci eravamo impegnati soltanto col venditore, con una piccola cosa scritta fra di noi, ma non aveva un grande valore legale, però insomma tutto si poteva discutere. Non aveva un grande valore legale o ce l'ha o non ce l'ha, Lorenzo? Vabbè. Comunque il notaio ci disse chiaramente qual era la situazione, dice: se voi accettate questo dovete per il restante parte che non acquistate prenderla per come viene, visto che il restante parte della proprietà risultava intestata a persone che stavano in Canada. Esatto. Lorenzo, è riuscita a comprarla o no? Io la casa l'ho comprata, mi sono comportato come totale proprietario in questi 11 anni, quello che chiedo al notaio è: secondo lei, passati 11 anni, chi vendeva ce l'aveva da 10 anni, posso andare verso un suo capione della parte restante, rivendicare un diritto? O è troppo presto? Lorenzo, senta, ma questi proprietari di questo 30% dove stanno peraltro? Li hai mai conosciuti? No, non si sa proprio dove siano, io chiaramente non li ho cercati. Ma magari insomma sono proprietari a loro insaputa, come noti politici del passato dei quali ogni tanto si richiama la memoria. Lorenzo, forse i nipoti di questi vivono in Nord America. Ma capitasse a me sta fortuna di essere proprietaria di qualche pezzo di casa da qualche parte, notaio Roveda. Comunque insomma, può rivendicare questo 30% perché nessuno ne rivendica il diritto? Tra un po' di tempo. E fra quanto? Un po' di tempo, perché il suo titolo d'acquisto è un titolo d'acquisto del 67%. Lui deve avere, insomma, c'è l'istituto dell'usucapione che consente di acquistare dopo un possesso incontrastato, incontestato per 20 anni. È un caso veramente raro, nel senso che non mi è mai capitato, però c'è e mi dicono che in certe zone d'Italia sia un caso molto frequente, quelle che sono state soggette a grandissima case di nonni che sono spezzettate fra 1000 nipoti appunto che non conoscono neanche di essere eredi appunto di queste porzioni di abitazioni. Gianni dalla provincia di Latina, benvenuto. Buongiorno. Ci dica. Senta, io ho fatto una proposta di acquisto di un immobile. Prezzo determinato, l'immobile predefinito, tutto a posto. Dopo 15 giorni il venditore mi dice no, non la voglio più vendere. Sì. E dice no, io non ne stavo bene con la testa, è sbagliato. Ha cambiato idea, può succedere, insomma. E quindi Gianni, lei? Adesso volevo sapere se posso vale la pena fare una causa, perché in più ho lasciato un assegno di caparra pure in mano all'agenzia che e non glielo ridà indietro? Per il momento è rimasto sospeso tutto.
Quindi è una situazione molto recente, Gianni. Allora, no, vabbè, però almeno questo anticipo, questa caparra può rientrarne in titolarità, Gianni, notaio. Questo sicuramente, ma mi sembra che il nostro ascoltatore voglia invece la casa. Allora, quello che non ho capito è se questa proposta, lei ha firmato una proposta, ma il proprietario ha firmato l'accettazione? Sì, ha accettato. Allora, se la proposta è fatta bene e contiene tutti gli elementi essenziali, il contratto si è concluso, quindi lei ha diritto ad avere questa casa al prezzo che ha concordato. Se non ottiene la firma del venditore sul Rogido, può chiedere al giudice, sempre io non ho letto questo contratto e quindi bisogna sempre, quando non si guardano i documenti, avere dei dubbi. Comunque se la proposta è fatta bene, può andare dal giudice e ottenere il trasferimento della proprietà. Insomma, deve volerla proprio tanto questa abitazione per essere disposta ad imbarcarsi anche in un'operazione del genere, ma ce ne sarà qualcun'altra bella ed interessante. Magari non era il destino che comprasse questa, io dico sempre così, se qualcosa si è messo di traverso evidentemente il suo destino è abitare da un'altra parte. Notaio Roveda, sa in quanti ci hanno scritto e telefonato, adesso la aspetta un bel pomeriggio di lavoro per noi? Ne è consapevole? Se vuole andare su Facebook a rispondere anche ai nostri ascoltatori, loro sono tutti contenti, guardi, anzi di saluti dalle nostre telecamerine. Non sono più social, ma scatenerò i miei amici perché possono come dare Russell risposta. Crowe, grazie come gladiatore, grazie notaio Roveda, l'aspettiamo presto per un'altra puntata. Molto volentieri, Buona grazie a voi. casa a tutti, noi ci sentiamo lunedì, buon weekend.